Sai che se la lavatrice non dobbiamo scambio, mica dava questa chiave qua, io me la Sono idraulico sto qua. ma pare Wick sto qua. Tanto per chiamata 50 carte delle mie. Super chiamata. Dei mie, no? Dei sue, dei mie. Posso dire che non va? Se vuoi fare il suo mestiere per piacere. Ma forza, chi è che non attacca la spina qua? Per forza non funziona, bisogna attaccare la Ma che figura mi hai fatto fare? Che figura mi hai fatto fare? La spina! Bisogna attaccare la spina? Bisogna attaccare la spina! Un po' a tribunale, mi vanno avanti, devo lavorare, siamo nel nord-est qua. Ma che brutto che lei sto uomo! Che Ma dove trovi i ideali qua? l'idraulico solido non è l'idraulico liquido. Andiamo avanti con notizie appena lavate. Ho visto un disco volante. Ghesetto Ca, un pensionato del 72 anni, certo Attilio Baude Marchesane, detto Tilio, Vicenza, la sconcertante avventura di trovarsi a tu per tu con 5 marziani di origine extraplanetaria. Dice che era piccoetti, i seudava coi man a 6 dita e che aveva le facce lunghe, coi recce a punta e gli occhi grandi. Ecco, fagli vedere l'immagine, che tipo così praticamente. È il problema che dichiara Tiglio, è roba peso, quando che ho detto ai carabinieri, Ah sì? cioè noi mi ha proprio creduto. A lui che ha creduto? E sei veramente strano sto fatto. Perché? Perché di solito ai carabinieri, tutte quante quello che gli dico, io che credo a tutto. I reggiseni attirano i fulmini. A questa è veramente incredibile. Attenti, il nostro c'è un programma anche del servizio. Guarda che reggiseni de pisso, guarda che pisso. I reggiseni attirano i fulmini. Attenti quindi ai reggiseni quei ferretti. Infatti sta proprio i ferretti che ha fatto da parafulmine pardo giovani donne che il mese scorso è sta incenerie da un fulmine a Hyde Park a Londra, il famoso parco di Londra. Sorpresi da un temporale se che aveva rifugiato sotto un albero, ma se arriva un fulmine a tirare dai ferri dei reggipetti. Cioè, molto più pericoloso invece se dei reggiseni, se le mutandine tipo sì? tanga. Perché? Que ha tipo filo interdentale, perché no? cosa fai que? Perché que attira tutt'altro tipo di saette. Invece noi volevamo andare per la nostra rubrica delle robe vecchie della volta. Oggi che abbiamo un ospite veramente eccezionale. Si tratta di un esperto, perché siamo stufi di andare in cerca dei libri, delle robe per dirvi delle robe vecchie. Stavolta abbiamo portato qua in studio, anzi nello studio qua vicino al nostro, in un collegamento praticamente con un esperto, una persona veramente... Come potremmo definire? È la nostra... È il zombie di Altichiero. Come il zombie di Altichiero? Non so, è una mummia. È la mummia del Porteo, ecco. Ecco. E noi se colleghiamo subito con Luigi Nardo, col professor Luigi Nardo. Sito pronto Luigi? Mi sentito? Come? Ecco. Sì, buonanotte. Ben. Ecco Luigi che ha scritto tantissimi libri, vero Nardo? Tantissimi libri, Addio Bisi, Botte da Orbi, Basta Salute, Regole del Gioco, Ma quando torno a Padova e tanti altri. Ma quando penso a Padova, quando torno a Padova era un'altra roba. E Luigi, che cosa mi proponi oggi? Che parola mi proponi? Visto che c'è freddo anche una roba che... Ecco, sì, una cosa, un discorso un poco invernale, no? Sì. Siccome che vedo dal mio televisore che avevi una bella bossa di vigna, sì. Voglio parlare di un altro tipo di bosse. Un'altra bossa? Sì, che sei bosse, bossette, bossoni e a bossa. Delle vere bosse qui dell'acqua calda. Ah, l'acqua calda. È a bulle dell'acqua calda? È a bull, i nobi diciamo a bull, mino come ha detto bull, perché mi pare il nome di un can, bull, proprio no. E era che a bossa di zinco che si metteva in letto per scaldare il letto e aveva un tappo, si girava bene, se no lavava tutto quanto. Si bagnava per tutto, vero? Si bagnava dappertutto e aveva il pro e il contro. E dopo qua bagnava tutto si diceva ciao, a te che su hai il letto? Infatti quando l'uomo all'estimare è per fissare il letto e dire che è gas sua. Che ne sapevi più di me le botte. Questo era uno degli svantaggi e un altro svantaggio era quello che non scaldava tutto il letto, e scaldava un tocchetto così, sì. E ora ti dovevi stare tutto in grumà su dentro sto tocchetto e dopo un poco a volta. E i vantaggi invece? I vantaggi era che a mattina arrivo te trovavi l'acqua tiepida e te lavavi in faccia tutto.
Ah, quindi ti scaldava anche l'acqua, quindi ti potevi incalavarti? Ecco, se lavava in tutti su quell'acqua. Era un riciclaggio. Benissimo, benissimo. Grazie Luigi, grazie. Oggi dobbiamo parlare a Bossa dell'acqua calda e quindi vi invitiamo tutti quanti gli ascoltatori, telespettatori a scrivermi, a mandarmi le mail al nostro esperto Luigi Nardo per dirmi le parole che ormai sono scomparse, che non si usa più, noi altri vi daremo il significato. E dalla bossa passiamo a un altro tipo di bossa che è la nostra pignata. Cosa che voglie, cosa voglie, cosa che voglie. Comunicazione a palpo. E sempre mi tocca. Toccatevi in ufficio e lavorerete meglio. Questa qua è l'ultima scoperta che arriva direttamente dall'Inghilterra, da Londra principalmente, in fatto di comunicazione. Infatti, secondo un esperto del linguaggio del corpo, pare che lo scambio di palpadine fra colleghi aumenti la produttività e migliora soprattutto l'atmosfera nei posti di lavoro. Ah, sta ferma. Ti aumenta produttività. Una carezza sul gomito, una leggera palpadina sul braccio, aiuta la comunicazione. Infatti sta recentemente pubblicato un manuale sulla tecnica delle palpadine. Inoltre palpare in modo giusto gli interlocutori aiuta a fare carriera. Sì, aiuta a fare carriera. E questo è bello. Se si diffonde in Italia negli uffici che sarà dei ingroppamenti paurosi, mi dico mi. Del parere opposto invece c'è un'altra esperta inglese, Annie Thompson, che si ricorda come anche una occiada può essere interpretata come molestia sessuale. Noi altri de frego invece vi ricordiamo che Baso non fa abuso. Ma siamo in chiusura, non potremo subito andare velocemente alle nostre previsioni del tempo. So che aspettate con ansia e noi altri subito vi diremo che grazie ai nostri strumenti infallibili potremo dire domani che sarà un sutto arso secco che spaccherà i piede. tu sei proprio fuori. Questo qua è domani piove a arso, piove a cane. Attento, inutile che stiamo qua a discutere, tanto io so anche a Iori che è il tempo e il culo e i fiori fa quello che vuoi Iori. Ciao a tutti! Ciao da Bronza, da Querta e prego! A domani sera, stessa ora, 19:30, 23:35. Ciao a tutti! Avanti, dai, vai dove, che sparsona. E le cose che facciamo pubblicità no altri? Non si sa, pubblicità occulta. No, le pubblicità, se go sempre va, no? Se go sempre il gargato, bevo. Comunque anche oggi dovevo lanciare una cosa importantissima che è avvenuta in questi giorni. È il nostro saluto, buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Saluto, prima del saluto. E dopo il saluto diciamo questa chicca. Ormai... Chicca? È un nervoso, indosso. Fregoe batte Mediaset 2-0. Infatti ormai c'è del dominio pubblico la notizia che Fregoe ha anticipato Mediaset in merito a una notizia relativa ai vigili di colore. Gli Ascari de Padova. Allora, come potete vedere, Striscia si andrà ad intervistare la Giustina Destro e anche l'assessore Maurizio Saia. Sai un attimo. No, Saia è questo. In merito ai vigili di colore. No, altrimenti che avevamo già abbondantemente data questa notizia quando? Già il 1° di ottobre, per cui abbiamo giocato anticipo. E non paghi il programma Meteore che ha presentato l'ospite Glenn White che avevamo noi altri una settimana. Esatto. E ora questa dimostrazione che Fregoe anticipa Mediaset. Roba neanche da credere. Ma andiamo subito con le notizie, le nostre notizie del giorno, quelle più fresche da frigo. E noi troviamo in frigo perché si è rotto anche a quello. E c'è l'elettricista perché dopo... Poco di essere nuovo de Bain. Vai per notizie. Benetton
compra e autostrade e anche alla gestione della Formula 1. La società del gruppo Benetton si ha comprato una bella fetta di autostrade dell'Iri e contemporaneamente sta trattando l'acquisto anche della società del Bernie Eccleston che gestisce le gare della Formula 1. Ciao! Che Benetton abbia idea di fare gare delle macchine in autostrada? Naturalmente fai più giovani, siccome ormai sto Benetton fa del tutto, Esatto. ricordiamo che è quello che fa Maioni, no? Fa Maioni. Massa stress, arriva lo psicologo in ufficio. Tutti quanti d'accordo al comune di Coneglian che vuoi un aiuto per impiegati del comune. L'impiegato è stressato. La famigerata malattia del lavoro, un virus scoperto recentemente in America che pare si sia diffuso in tutto il mondo. E il virus che ha colpito recentemente anche le persone del municipio di Coneglian, nonché tutti quanti gli amministratori, e ora così che pensa, ha assunto uno psicologo del lavoro apposta per aiutarli a superare la malattia. Se sapessi che ho paura che avrei panca mista malattia qua. Che malattia c'è c'è un virus, c'è panca misto virus qua. Come cosa ti senti? Dimmi cosa ti senti. Dimmi cosa ti senti. Dimmi cosa ti Siete bravi, te lo dico, non voglio fare niente, non ho forza, sempre voglio andare in ferie, a notte mi sogno di giocare all'otto, di vincere il terno. Sai cosa te che hai bisogno di? No del psicologo, di un bel sugaman de rovere sopra la schina, altro che lavorare. Rapina al panificio. Rapina al panificio, non si salva più nessuno ormai dall'attacco della criminalità. State sera, armi in pugno, pochi minuti prima della chiusura, si sta rapinando il panificio di via de Abissa a Padova. I rapinatori si sono presentati in 4, un vero comando, armati fino ai denti, e si è fatto consegnare tutto il pan che c'era restato. 2 cioppette di pan comune, una mantovana e una rosetta all'olio. Pochissimo, in vena e in vena e ora così si è buttato sul registratore di cassa e ha spaccato fuori tutto quanto. E che porta via l'incasso. Esatto. Invece di fare i peandroni, ti qua, devi ascoltare i soveci, che io dicevo sempre che chi che ha un mestiere in mano, dappertutto trova pan. Ma direi allora devi guardare in te la lavatrice. Allora, la lavatrice si è rotta, però mi dire, proviamo a guardare se funziona. O abbiamo bisogno di chiamare un tecnico. No, che è la luce del frigo, che non funziona. E ora cosa facciamo? Noi tiriamo fuori. Noi tiriamo fuori. Avremo un tecnico? No? Se non viene, c'è il tecnico. Se non viene, so il mio, che ti chiamati? Non c'è problema, ci sono qua io, risolvo tutto io, eccomi qua. Sto quasi quello ieri, io sono parente dell'idraulico. Amico. Sempre la stessa faccia, tubo dell'idraulico di ieri. Mi dispiace tanto. Cos'è che non funziona qua? Come il frigo che non funziona? Ed è il frigo. Ma contasta l'altro giorno, sa, che era solo una sciocchezza qua da mettere a posto, sai mica che stavolta è una roba che non va. Si teneva, siamo gente che va via di testa, non va del corpo, cosa vuole? C'era che non va, a luce, non va a luce. Si pisa, a luce. Da un occhio qua. Ah qua, lampadina bruciaia, vedi cosa sei? È lampione questo qua. Come lampione? Se vuoi che faccia il ciao e fresco bisogna mettere la benzina. Vuole che non devo lavorare avanti così come chiede. Niente biglietto e sull'autobus scatta la multa al furetto. È successo a Chiosa, Venezia. Un furetto di 7 etti in braccio della Sopra Ronsina, una tosetta di 14 anni, è sta multata dal controllore su un autobus della CTV in servizio urbano perché senza biglietto. A Tosetta già era in regola con l'abbonamento, ma no, è il poro cuccio del furetto, che non si è neanche in accorto della bella multa da 27.400 franchi, che ho capito, 27.400 franchi al furetto perché era senza biglietto. Se deve fare il furetto. Il regolamento parla chiaro qua, che c'è da pagare a multa, che c'è da pagare a multa. I passeggeri del pullman si sono stati tutti quanti in piedi, si andano al controllore perché non è possibile. Tutti che da pagare il biglietto, non è possibile. Non è possibile.
E infatti adesso sembra che la lotta ai furetti sarà la nuova strategia del CTV che servirà a coprire tutti quanti i busi di questa del deficit aziendale. Quanti furetti che sei? furetti. Allora, per le nostre robe vecchie di una volta, la rubrica che ormai sta prendendo piede, che tutti quanti veramente diventano una roba, io non so, ormai faremo solo robe vecchie, non faremo più frego. Noi altri, avete visto anche ieri sera, siamo collegati con un esperto, un grandissimo esperto, come potremmo chiamarlo? Io chiamo tutti quanti, io chiamo è il zombie del Altighiero, nonché la nostra mummia, che abbiamo scongea le nuovo di Bari, no, non le nuovo di Bari, che abbiamo scongea praticamente gli era dentro un sarcofago, però lei è il depositario di tutto quanto lo scibile Hai visto umano. che si parla di malattie, di robe, di malattie, oggi vogliamo parlare con lui di una parola ormai dimenticata, vero Luigi? Sei tu in linea? Nardo? Siamo in linea. Caro professor Nardo. Buonasera. Ecco, allora, ti vedo sempre bene. Finisco il discorso. Ti prepari un po' Babbo Natale. Ecco. Sì. Senti, di cosa parliamo un po'? Finisco il discorso sulle malattie da raffreddamento. Sì, cioè? Cioè la più famosa sarà il buganse. Ah, i buganze, sì. Infatti in italiano, in dialetto si chiama buganse. Sa cos'è? In italiano geloni. Sti geloni te veniva fuori perché c'era una volta delle invernate spaventose e te veniva fuori sui piedi, sui mani e sulle orecchie. Dei tavaroni rossi, grossi così, e una spessa che faceva questa sarebbe la bacchetta, ma ti serviva molto per grattarti quando che te veniva. Il posto peggiore era l'orecchio. A buganze su Areccia? Oh, era una cosa spaventosa perché il orecchio diventava dure come il ferro, come il vetro. E veniva sempre l'amico che ti faceva così, mamma mia. Ma è tremendo. È una roba Una spaventosa. sleppa su Areccia quando cagava buganze era roba peggio. E se no si poteva anche lavorare da distante invece che fare così coi denti, Sì. che ti vedevi, Sì. e ti tirava un stupin. Ah, stupin, è il famoso stupin. Stupin, massa lunga di via adesso. Vabbè, un'altra volta magari che domani parliamo del stupin. Luigi, grazie che abbiamo parlato oggi delle buganze. Anzi, vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori così, che mi dica anche a ieri se qualcosa su queste buganze, se le conosce, se ha mai sentito parlare. Se ne ha mai avuto soprattutto queste buganze. Come che si chiama adesso parte, magari che ha un altro nome, Luigi? Può darsi? O si chiama solo buganze? No, si chiama buganze dappertutto. Anzi, vi dirò che c'era un metro di giudizio per i dottori. Sì. Quando che un dottore non aveva niente, si diceva, quello è un dottore da buganze. Grazie Luigi, grazie Luigi, naturalmente i nostri ascoltatori che vogliono sapere di più può leggere i libri di Luigi Nardo che si trova in tutte quante le librerie. Noi andiamo invece con cosa che voglio impegnata velocemente, siamo a Padova con una notizia veramente scandalosa. Sto appignata, vediamo se la notizia zeccotta al punto giusto, sì, allora, zeccotta. Ed è questa, Padova. Sciacalli all'obitorio. Sciacalli all'obitorio. Un vero giallo, la scomparsa della fede nuziale dal deo di un ricoverato morto di infarto all'ospedale di Padova. A Muiere, ieri andava a partorghe a Avere, tenerla come ricordo, sì. E al posto di Avere, si è accattato un cerotto di plastica. Un cerotto. E a denuncia che ha causato un vero e proprio terremoto. Pare infatti che succeda spesso la sparizione di oggetti di oro dai cadaveri messi in l'ospedale. Capito? Pare che sparissa, Un sacco di roba. D'altra parte che i pori ladri, se arrivai al punto di robarghe al morto, vuol dire che sei dei bisognosi, Roberto. Sì. Vuol dire che ha dei bisogni, vuol dire che sei tanto puaretti. Ora noi vogliamo lanciare un appello. Non è che siamo così sensibili. Vogliamo lanciare un appello, mandami qualcosa, qualsiasi roba per questi pori ladri, quello che può dire, non so, paroasse, pedoni sul culo e tante maledizioni che noi altri se premureremo de farghe vere. Ultima notizia velocissima, la reazione appena pescate, che era tanto che non pescavamo qualcosa all'ultimo momento. E infatti siamo a Ponte nelle Alpi, il calendario del 2000 con tutti quanti i 7.492 abitanti. Pensa che l'amministrazione comunale e l'associazione del Ponte delle Alpi ha lanciato l'operazione Calendario 2000.
nel quale sarà immortalai tutti i 7.492 abitanti del paese. L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da tutti quanti i residenti e il problema è che essendo che solo che 12 mesi, dovrà fotografare 624 persone al mese. E anche considerando che se puoi usare un grandangolo bisognerà fare pagine minimo 2 metri per 3. Ascoltami, scusami un attimo, ma considerando che di solito il calendario ti metti su un posto comune di tutti i giorni, come per esempio a cucina, no? Sì. Come sai che ti fai a mettere un solo così grande in ta cucina? E poi, scusa, è un'altra roba. E metti caso che uno è a gabbia a sua morte con il proprio vicino di casa, no? Te pensi ti vederti per 365 giorni all'anno? Te puoi sempre giocare a freccette. Siamo in chiusura, siamo alla fine naturalmente con le nostre previsioni del tempo. Noi previsioni del tempo ormai... No, noi abbiamo raggiunto un accordo, abbiamo tarai strumenti, adesso... non potremo dire che domani sarà bello. Non potremo dire neanche che domani sarà brutto. Perché il tempo è coesione, fa quello che voglio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao da Ronsa. Da Querta. E prego. A domani, Gian Canardo. Ciao a tutti. Tempo a fare i giornaletti, pastorto, dai. Guardavo, figurati. Dai. Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Lo scorso capito, sa, la nostra maglietta di oggi con una frase che è tipica proprio del Veneto, si chiama ciao. Ciao mi, ciao ti, ciao io, ciao qua. Ciao, ascoltami, ho sentito che siamo Drio fregare Mediaset, siamo Drio darghe a papà Mediaset. Numeri, Silvio Maiarsi. E perché? Perché Frego arriva prima di Mediaset. Questa settimana abbiamo scoperto che Mediaset devo copiarne, anzi, a dimostrazione del fatto, eccola qua, mandiamo subito, ecco, allora. Il sindaco a Striscia alla Notizia. Il sindaco Giustina Destro è stata intervistata dall'inviato speciale di Striscia alla Notizia in merito alla questione dei vigili di colore. Gli ascari. Ma che noi altri abbiamo detto ancora il 1° di ottobre! Si va in ritardo con 30 giorni di ritardo! Poi di che qui è del Glenn White, Meteore, un altro programma di Mediaset che non guarda praticamente nessuno, ecco, che aveva come ospite Glenn White, che sta ed è sta a casa nostra prima, dopo si è venuto avanti, ma prima a casa nostra. Dopo avanti, andiamo subito. Andiamo subito con notizie. Ascoltami, lanciamo un altro messaggio agli amici di Striscia. Vorrissimo che scoprissero che cosa stiamo pubblicizzando. La nostra pubblicità occulta. Che buona! Vai con le notizie. Nasce a Padova la super batteria per auto elettriche. Ancora la ricerca padovana alla ribalta nazionale e internazionale per una scoperta veramente sensazionale. Tutto A. Si tratta della prima batteria elettrica ricaricabile al magnesio del mondo. Dopo il cadmio e il litio, ecco il magnesio, una batteria leggera e soprattutto di lunga durata. Che te che hai bisogno? Di lunga durata perché c'è la magnesia smisurata aromatica. Infatti non fa neanche odore, non fa niente. Pare che questa batteria, una macchina, abbia un'autonomia di ben 1000 chilometri. Ma ho sentito che i due inventori sono costretti ad essere a scondersi. Perché
Sapete perché? Perché sta alcuni killer che devono cercarli e gli sta inviare da petrolieri, benzinari, nonché costruttori di macchine che ha tutti quanti i magazzini pieni di motori a scoppio. Poi si ciappa e compra. Sì, ma... In aumento i borseggi sugli autobus. Ladro sputa in faccia a una donna. Questa è veramente tremenda. Spua in faccia. Continua la piaga dei borseggi in città. Una pora femmina di Catania, in visita a parenti all'ospedale, è stata derubata dei soldi che serviva per tornare a casa in treno. Così era dovuto avvisare una parente che presta i soldi per fare il biglietto del treno. Ma in stazione anche al suo parente è stata derubata mentre la faceva a Coasport. Ma questo è niente, de peso. Sfigato, proprio che siete peso. Pensa che una dottoressa dell'ospedale si è accorto, mentre ieri in autobus, che un borseggiatore stava rubando un portafoglio da un zainetto. Lo gara affrontare, ma questo che ha spuato su un occhio centrando in pieno. No, ma tenendo conto che sta qua che dovevo farsi ricoverare in ospedale al reparto infettivi, credo. Perché non si sa mai cosa gente che sei in giro. Non si sa mai. Qua si va avanti così bisogna andare in giro con dei speciali maschere antispuazzo munite del tergivetro. C'è poco da ridere, allora, c'è poco da ridere. Notizie spazzatura, lavate, notizie spazzatura, lavatrice. Lavatrice, fa il pieno di lavatrice. Ma come faccio a lavare se non funziona niente qua? Non funziona niente, neanche. Ma se che sento carte dei miei l'altro giorno, poi se mi un elettricista. Ancora l'idraulico. Allora qua, che è idraulico, sogno qua per spurgo per segnare, ma manda qua all'amministratore, non funziona, tutto intasato. Che somiglia, l'elettricista che somiglia. No, calma, come che somiglia? Spurgo per segnare qua, non va tirare su tutto qua, che è qualcosa intasato. Per piacere. Ma manda qua, l'amministratore me la manda, qua, La casa di Avanesta, quando sapevo niente si è rivogato. Allora, traditi dai gemiti due fidanzatini focosi. È successo a Vicenza, dove chiaramente tutti quanti sa che a Vicenza si sente particolarmente calda e soprattutto disinibita. Dopo Rosi, che aveva scelto Sky dell'ospedale di Vicenza per scambiare, diciamo così, effusioni amorose. Io che era giunto è amorosa all'alba, mentre amorosa gli era drio snetare Sky dell'ospedale perché lavorava su una impresa di pulizie, no? E che pensa di lucidare il pianerottolo direttamente strisciandosi pampera. Un bel sistema per lettare un bel sistema. Però durante l'amplesso i gattacà a mugoare, a gemere, ecco, fammi vedere com'è. Tanto che alcuni infermieri si sono subito accorsi pensando che qualcuno stesse mai. Si arriva anche a poesia de guardia che in sto caso ha funzionato da perfetto anticoncessionario. A Venezia 9 ore per un esame medico, ancora mala sanità. Si sta inaugurando l'altro giorno a Venezia il nuovo pronto soccorso dell'ospedale, una roba veramente avveniristica, con tanto deporto per le idroambulanze. I gas sono tante fanfare, che ha fatto cinema tutti quanti i politici, ma nessuno parla di che pore pazienti che partire dall'ospedale del Lido prima delle 8 per andare a fare degli esami all'Umberto I e se tornare dopo le 17 senza fare coesione e senza pranzo, stremare dalla fatica e dalla fame, piene di freddo e di dolori e se ritornare all'ospedale al mare con febbre alta. Ciao, cosa ho avuto che ti dica? Sei pazienti? Sei pazienti. Sei pazienti. Sei pazienti. E ora è da portare pazienza, poco da ridere, non resta altro, tanta pazienza. Invece siamo alle nostre robe vecchie di una volta, per la nostra rubrica ormai diventata famosa che abbiamo questa settimana l'esperto che si è collegato con noi altri, dove io non so dove che sia, da qualche parte ecco là, il nostro uomo delle caverne, il nostro Neanderthal de Altichiero, signori, la mummia del Porteo, Luigi Nardo. Luigi, sito coe gatto. Sito coe gatto. Cosa mi proponi oggi? Che parola che sei? Che mi suggerivo altre parole perché quella operazione che faceva
Sì. quell'infermiere, Sì. e seria che gadana in cantonata. Esatto, e in Cioè, cantonà, sì. l'ha messa in un cantone. Su un cantone. La ga in cantonata, ma era un pianerotto quello. Ecco, Non che sei in piane rotto. Te voglio vedere. no, la ga in cantonà. E il cantone praticamente... È il posto dove che si mette tutte le robe che non serve più. e- Una volta c'era un posto meraviglioso. Ma in Svizzera che ha i famosi cantoni, è un posto che non serve più anche a No, Svizzera. anzi, c'era un gioco che si chiamava di 4 cantoni. Che Se era voi giù vi dei svizzeri. racconto, e se no andai cerca dove che voi, intanto che voi, tosi giovani che sono a bocce, dopo 4 cantoni, dopo ho anche 4 alberi, e il gioco è molto semplice. Come si fa? Se va in 5, In 5? uno di 5 sta in mezzo e sta uno per cantone, 4 cantoni. Dopo, finché qui in mezzo sta a attendere il momento, e ora si scambia fra di ore. Capito? Si scambia. E io ad aspettare il momento libero, zac, per occupare un cantone libero. Ascolta, sto sugo qua, io sugo continuamente a Montecitorio, in tanti posti dove che sia politica. Se c'hanno sempre 4 cantoni o... Ma se chiama in tanti altri modi, cioè siccome sono qua per fare cultura, vi dirò 2 cose. Prima di tutto che a Padova che c'è il cantone delle bugie. Sì. Ecco. E dopo sta tra me sotto smentire. È il canton del Gao?